Mentre crescono i contagi, la Regione accelera sulle vaccinazioni, 100.000 posti aperti per immunizzazioni straordinarie. Nell'ULSS 2 intanto superato il milione di dosi somministrate. Meno 2 giorni al via del Green Pass, la polizia locale dice nei primi giorni approccio morbido, informazione e sensibilizzazione, no controlli. Domani vertice in prefettura, aspetto di nuove manifestazioni Novax in arrivo. In bar, ristoranti e palestre intanto ci si prepara caricando e testando l'app per verificare gli ingressi. Anche i contrari sono costretti ad adeguarsi. Lavori socialmente utili in comune per alcuni giovani che hanno contratto il Covid durante feste abusive. La decisione del sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Truffa informatica, un 28enne moldavo è riuscito a intascarsi 54.000 euro, ma è stato denunciato dai carabinieri, vittima un'azienda del Coneglianese. 10 nuove strutture blindate con telelaser posizionate nei quartieri di Treviso saranno attive da domani nelle strade più pericolose. Ufficializzata oggi la candidatura di Francesca Di Gaspero, che correrà per il centro-sinistra all'amministrativa a Conegliano. Tra le priorità l'attenzione ai quartieri e le politiche per la famiglia. Resta anche nella Marca per loro il record del mondo con la squadra azzurra di ciclismo nell'inseguimento su pista, a trionfare le bici targate Pinarello. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque, vaccinazioni e Covid in primo piano, intanto con una notizia importante che riguarda l'ULSS 2 con l'azienda sanitaria della Marca trevigiana che ha superato ufficialmente il milione di dosi somministrate dall'inizio appunto delle vaccinazioni. E sul fronte delle vaccinazioni oggi la novità è arrivata dal punto stampa del governatore Zaia a Marghera, perché dalla mezzanotte di giovedì verranno aperti 100.000 posti in più per una settimana. Un'occasione da non perdere, ha detto il governatore, perché si verrà vaccinati al massimo entro 7 giorni con Pfizer o Moderna. Dalle ore 24 del giovedì alla fine della prossima settimana, che sarà venerdì prossimo, quindi nel periodo ferragostano, facciamo un'apertura di posti in agenda che quindi saranno inoculati da venerdì per 100.000 posti. La battezzata settimana Fast Vax il presidente Zaia, quella che si aprirà da venerdì, con la possibilità per 100.000 veneti di prenotarsi per il vaccino ed avere la certezza che il siero Pfizer o Moderna, perché solo questi due verranno usati, gli verrà somministrato al massimo entro 7 giorni. Da domani sera alle ore 24 chi entra nel portale troverà 100.000 posti con Pfizer e Moderna e avrà la vaccinazione, male che gli vada, entro venerdì prossimo. Una fornitura extra di dosi ha consentito questa accelerata che, se andrà bene, potrà anche essere ripetuta, e all'iniziativa regionale le singole USL potranno aggiungere anche altre azioni locali. Belluno farà il vaccino sotto le stelle, nel Trevigiano si muovono le società sportive. Mi ha chiamato il presidente del Lorenzoni del calcio Mogliano e mi diceva: abbiamo i ragazzi da vaccinare, ci sarebbero anche le famiglie, organizziamo una giornata e quando c'è massa critica, 3, 4, 500 persone, noi riusciamo a farlo. L'Open Day sarà organizzato per i comuni di Mogliano e Preganziol presso lo stadio di Mogliano in via Ferretto, in una o più date a seconda del numero di interessati. Se ci sono associazioni sportive, se ci sono delle realtà che hanno comunque un minimo di massa critica, non è che lo possiamo fare per 4 o 5 persone, contattino direttamente le direzioni generali delle ULSS e facciamo anche queste attività. Zaia torna poi sulla questione Green Pass, perché ci sono ancora delle situazioni poco chiare su ristoranti, alberghi, ma anche su chi per esempio si è vaccinato all'estero. Dico che vanno risolti i problemi e se serve anche con una circolare, con un decreto. Altra novità sulla quale il governo a breve si esprimerà è quella del prezzo dei tamponi nelle farmacie, che con l'entrata in vigore del Green Pass si abbasserà a 15 euro, che per il cittadino diventeranno dai 10 ai 13. Il resto verrà coperto da un contributo stabilito dal commissario Figliuolo. Sui sanitari Novax è intervenuta l'assessora Lanzarin con gli ultimi dati che registrano un dietrofront di diversi operatori. Il dato aggiornato a ieri è di 17.542. Quindi vuol dire che abbiamo recuperato 1224 posizioni.
Lo sentivamo prima, il Green Pass, ancora richieste di chiarezza al governo. Intanto meno 2 giorni al Green Pass, al via del Green Pass nei bar e ristoranti al chiuso, nei cinema, nei teatri, nelle palestre, nelle piscine. La polizia locale e le forze dell'ordine attendono le ultime indicazioni precise. Domani ci sarà anche un comitato ordine pubblico e sicurezza in prefettura a Treviso. La cosa sicura è che per i primi giorni l'approccio delle forze dell'ordine sarà morbido. Attendiamo che ci siano delle direttive ben precise in modo tale che anche la polizia locale, come d'altra parte tutte le altre forze di polizia, possono fare i controlli. Sicuramente in questo momento faremo opera di informazione, faremo opera di sensibilizzazione a fianco agli esercenti, come abbiamo fatto soprattutto l'anno scorso quando ci sono questi grandi cambiamenti. Nessuna sanzione, nessun controllo, mancano le direttive dal Ministero degli Interni. Dunque il 6 agosto scatterà il Green Pass per accedere nei locali chiusi, ma per il momento rimarrà tutto sulla carta. Ancora molte le cose da chiarire e molti dubbi su un provvedimento che non trova un vero accordo fra gli esercenti. Noi con le associazioni di categoria abbiamo un rapporto molto costruttivo fin dall'inizio del lockdown, quindi ci rapportiamo ogni giorno, ci confrontiamo e quindi naturalmente ci sono alcuni commercianti che sono contrari al Green Pass, molti che sono favorevoli. Fra l'altro domani si riunirà il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Probabilmente si parlerà anche dei controlli, si parlerà delle manifestazioni del fine settimana previste a Treviso, per cui attendiamo anche in questo caso che dal Comitato escano delle direttive precise. Intanto continuano numerosi tam tam sui social per organizzare e promuovere manifestazioni Novax. Sabato scenderanno nuovamente in piazza, ma non è escluso che possano decidere per nuove iniziative. La questura in primis e la prefettura che decidono sull'ordine pubblico stanno monitorando le notizie che sono sui social, per cui anche la polizia locale assieme alle altre forze di polizia sarà impegnata nei controlli. Intanto in bar e ristoranti si prepara a questa entrata in vigore del Green Pass, testando le app, scaricandole anche per poi verificare gli ingressi. Anche chi si è detto e si dice tuttora contrario è costretto ad adeguarsi. Lei scrive qui, io non ci sto al Green Pass obbligatorio, però lo farà rispettare. Però faccio rispettare le regole per tutelare me, la mia famiglia, per tutelare il mio locale e tutelare i clienti. Quindi diciamo che obtorto collo le tocca accettarlo. Esatto, bisogna accettarlo, sì. Io prima tanto, però alla fine rispetto le regole, ecco. A 2 giorni dall'entrata in vigore del Green Pass, l'intransigenza di quanti non lo volevano si ammorbidisce su posizioni più in linea con la stringente realtà. Questo ristoratore di Mogliano Veneto, ad esempio, pur rimanendo contrario in linea di principio al provvedimento, si dice pronto a rispettare le regole. Mia figlia ha scaricato sui telefonini nostri l'applicazione per controllare il Green Pass. Chiederò l'esibizione del Green Pass e se non ce l'hanno, purtroppo, anche per tutelare i clienti che ho in sala che ce l'hanno, non li farò entrare. Troppo rischioso infatti agire con leggerezza sorvolando sui controlli. Dal punto di vista sanitario certo, ma per chi vive di un lavoro basato sull'afflusso sicuro di clienti in carne ed ossa lo è anche dal punto di vista economico. Anche prendere 400 euro di multa per una cavolata non mi sembra il caso in questo periodo. Non è una cosa giusta questa cosa qua, però speriamo sia uno strumento temporaneo per poterci permettere di lavorare, anche perché io vivo con questo lavoro, non posso andare contro le leggi perché mi chiudono il locale dopo la fine. L'aspetto più antipatico è che l'onere del controllo spetti a noi ristoratori, dice, sapendo già che i clienti senza Green Pass arriveranno sicuramente con situazioni difficili da gestire. Questo sarà il mio timore. Io cercherò di essere gentile al 100%, di farglielo capire, insomma, che se la legge è questa, io purtroppo... Ed è il quesito, insomma, ed è il dubbio di queste ore. Non solo bar e ristoranti, come sappiamo, da venerdì presentare il Green Pass sarà la regola anche in cinema, in teatri, nelle piscine e poi anche nelle palestre. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il mio Green Pass. E io con la app del Ministero della Salute lo scansiono, ecco qua, e viene fuori con la certificazione valida. Tutto ciò che eviterà
di impedire l'attività, ben venga, per cui questo Green Pass io lo accolgo favorevolmente. Non c'è molto altro da dire per descrivere lo spirito con cui accetta il Green Pass il titolare di questa palestra, una categoria tra le più fortemente penalizzate dalle restrizioni dell'ultimo anno e mezzo di pandemia, per la quale il Green Pass è semplicemente l'antidoto contro la chiusura. E a onor del vero, applicarlo qui sarà tecnicamente anche più semplice rispetto a bar e ristoranti. Io conto di prendere anche le date di scadenza del Green Pass stesso di ogni persona, inserirla nel mio gestionale, come già faccio con i certificati medici, e ovviamente evitare di controllarlo tutte le volte. E pazienza se alcuni clienti che non vogliono dotarsi di Green Pass hanno già storto il naso. Fisiologico, insomma, che qualcuno nel numero degli utenti non avrebbe accettato. Io personalmente credo che il problema esista, che deve essere assolutamente tamponato, cioè noi dobbiamo tornare alla normalità, questo per me è la cosa principale. La palestra nel mio caso deve funzionare, e per cui ribadisco ancora una volta, se c'è un modo per farla funzionare, ben venga. Tanto continuano a far discutere le parole del deputato leghista veneziano Alex Bazzaro, che in diretta durante una nostra edizione straordinaria ha ammesso di non essere vaccinato per scelta. Il Carroccio Veneto prende le distanze. Cosa pensa della posizione di Alex Bazzaro? Che è una posizione personale assolutamente non condivisibile e non è la linea del partito, punto. Chi ha una responsabilità politica e istituzionale ovviamente quando parla non parla solo per se stesso, ma parla anche per il ruolo che ha. Sentire un onorevole che comunque mette in dubbio l'utilità dei vaccini, sinceramente penso sia poco rispettoso per quello che è il lavoro fatto da tutti questi amministratori e soprattutto per tutto il personale sanitario. La scelta di Bazzaro non è quella della Lega e di un territorio che lotta da un anno e mezzo contro il Covid. Il Carroccio in Veneto cerca di mettere un punto fermo, ma non è facile all'interno di un partito in subbuglio per lo scontro su Green Pass e vaccini. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata dalle parole dell'onorevole Alex Bazzaro durante la nostra edizione straordinaria. Lo dico chiaramente, non sono ancora vaccinato. Risolviamo e avanziamo gli ascolti, che magari qualcuno riprende la trasmissione. Per scelta o per tempistiche? Attualmente per scelta. Attualmente per scelta, quindi per adesso lei non se lo vuole fare? Per adesso rimango in vigile attesa. Parole rimbalzate in lungo e in largo negli ambienti della Lega dopo che la scorsa settimana il partito in Veneto aveva più volte criticato la presenza di parlamentari in piazza contro il Green Pass. Il problema è che il deputato veneziano è andato oltre. Green Pass si può modificare come tutti gli strumenti, però sull'utilità dei vaccini noi non possiamo avere alcun dubbio. E sinceramente quando sento delle affermazioni così fuori da quella che è la linea che teniamo nel nostro territorio, sinceramente dà un po' fastidio, perché secondo me tutti quelli che sono impegnati nella campagna vaccinale o nel promuovere questa campagna meritano rispetto, e quindi io consiglio un po' più di cautela quando si fanno esternazioni di questo tipo. Da Marghera Zaia cerca di restare lontano dalla polemica, ma sa bene che dichiarazioni contro il vaccino minano non poco la sua battaglia quotidiana per affrontare il virus. Direi che ormai le posizioni sono chiare, nel senso che poi viviamo in un contesto sociale e anche di politico, dove è giusto rispettare le idee di tutti, punto. Dopodiché noi siamo qui, facciamo il nostro mestiere, che è quello di garantire le vaccinazioni a chi vuol farsele. Il commissario regionale del Carroccio Alberto Stefani, reduce in questi giorni da un ricovero, preferisce per ora non intervenire, ma una sua presa di posizione è chiesta a gran voce. Se il segretario vorrà intervenire per fare in modo che questa linea venga rispettata, penso sia utile per tutti. Io mi sono vaccinato, io invito tutti quanti a vaccinarsi. È un atto di responsabilità per sé e per la nostra comunità la vaccinazione, quindi questo è un messaggio che deve essere dato in modo chiaro e non equivoco. A Ponte di Piave adesso, con la decisione particolare del sindaco Paola Roma, lavori socialmente utili in comune per alcuni giovani che hanno contratto il Covid durante feste abusive. Sentite. Li ho chiamati dicendo, avendo avuto alcuni casi, di dare una mano anche loro per il proprio comune, quindi in questo caso di collaborare con la biblioteca comunale nell'inserire per esempio le notizie nel sito, quindi un lavoro che praticamente possono fare tranquillamente da casa, e nel dare questo senso anche di responsabilità nei confronti di una comunità. Contagiati e in quarantena, alcuni ragazzi di Ponte di Piave da casa stanno svolgendo dei lavori socialmente utili per il loro comune. Inseriranno all'interno del portale online della biblioteca
biblioteca comunale dei dati che quotidianamente vengono loro inviati. Un gesto di responsabilità da parte di questi giovani cui il primo cittadino si è rivolto personalmente chiamandoli a casa dopo aver saputo del contagio. Il virus contratto ad una delle feste abusive di alcune settimane fa nel Trevigiano, da cui hanno avuto origine 2 focolai. Pensiamo per tutti i volontari e a quello che stanno facendo costantemente, quindi nel senso di responsabilità è giusto che per un poco e del loro tempo un qualcosa possa essere fatto di contributo a tutta la comunità. Cosa le hanno risposto? Hanno dato la loro disponibilità. Hanno collaborato per il comune anche 2 ragazze di ritorno da Londra, entrambe contagiate nel corso della prima ondata. Nessun obbligo, certo, ma una buona pratica che può essere d'esempio anche per altri ragazzi che con le loro scelte consapevoli hanno contribuito a diffondere il virus in un momento in cui autorità sanitarie, medici, infermieri ed enti locali stanno facendo il possibile per debellare. La cronaca adesso con una truffa informatica costata a un'azienda di Conegliano 54.000 euro. Il 28enne responsabile è stato denunciato dai carabinieri. Le indagini sono scattate lo scorso dicembre dopo la denuncia presentata da un imprenditore del Coneglianese. I carabinieri di Ponte di Piave hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 28enne moldavo già aggravato da precedenti di polizia. È lui l'artefice della truffa con la cosiddetta tecnica del man in the mail. Nel mirino del malfattore un'azienda di Conegliano. In pratica l'uomo è riuscito a intercettare la mail con la quale il venditore ha inviato al cliente una fattura o un altro documento commerciale contenente i dettagli del conto corrente su cui effettuare il pagamento di un servizio o di un bene. La frode poi si è perfezionata quando il truffatore, dopo essere riuscito ad accedere abusivamente alla casella di posta elettronica della vittima, ha avviato una paziente attività di osservazione delle email scambiate tra venditore e cliente, fino a quando è riuscito a intercettare proprio quella con i dati del cliente come l'IBAN cui accreditare il denaro. Ed è fatta. Una volta ottenuto quelle informazioni, il moldavo, utilizzando un alias, ovvero fingendosi cittadino rumeno con diverse generalità, è riuscita a reindirizzare su un conto corrente estero appositamente creato una somma in denaro pari a 54.000 euro circa, corrispondente ad un pagamento che la ditta truffata aveva disposto in realtà in favore di un terzo soggetto creditore. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di evidenziare numerose altre transazioni sospette in danno di altre aziende privati su tutto il territorio nazionale che avrebbero fatto affluire sul medesimo conto estero individuato dai carabinieri trevigiani oltre 350.000 euro illecitamente ottenuti con questa tecnica. La sicurezza della strada con 10 nuovi occhi elettronici molto particolari che sono stati installati nei quartieri di Treviso e saranno attivi da domani. Si chiamano True Velo Box, sono stati posizionati sulle strade considerate maggiormente a rischio. Terminate le operazioni di installazione, da domani saranno attivi. Sono armadi blindati all'interno dei quali verrà collocato il telelaser che potrà puntare in una corsia o nell'altra e quindi verificherà che la velocità sulla strada venga rispettata. Un telelaser che ha la possibilità di monitorare la velocità a 300 metri di distanza. Il primo ad essere installato è stato questo in via Podgora, dove 2 mesi fa si è verificato un incidente mortale. Si tratta di un ulteriore servizio a favore della vivibilità e sicurezza dei quartieri. Operazione sicurezza sulla velocità in tutti i quartieri. In 10 quartieri abbiamo installato questi armadi e la pattuglia a rotazione farà questi servizi per il controllo della velocità. Naturalmente i luoghi sono stati scelti in base all'incidentalità, in base alle segnalazioni dei cittadini, in base anche ai servizi della polizia locale, quindi questi 10 posti sono stati scelti con dei criteri ben precisi. I luoghi dove sono state posizionate queste colonnine sono via Brigata Marche all'altezza del Civico 57, viale della Repubblica nei pressi di viale Vicinale delle Corti, strada San Pelaio davanti all'Istituto Amanzi, strada Castellana davanti al Colorificio, la strada Noalese di fronte al distributore Beifin, strada Sant'Angelo al Civico 119, in via Sant'Antonino di fronte alla pasticceria, in via Podgora al Civico 26, in viale 4 Novembre di fronte al centro commerciale ed infine in via Postumi al Civico 39. Il nostro obiettivo, spiega il comandante della polizia locale, non è fare cassa ma prevenire. L'incidentalità di fatto è ripresa dopo il lockdown, soprattutto dell'anno scorso, quindi i problemi legati alla velocità sono quotidiani. Le segnalazioni che arrivano in comando sia alla centrale operativa che via mail sono numerose ogni giorno e quindi vogliamo dare risposta alla cittadinanza con questa operazione di sicurezza che è soprattutto preventiva. Le elezioni amministrative subito dopo la pubblicità.
Eccoci in studio in diretta, allora parliamo delle elezioni amministrative. Proprio ieri nell'apertura del nostro telegiornale di Treviso Anna De Roberto aveva dato subito comunicazione dell'ultima ora, la decisione del Ministero dell'Interno che aveva fissato la data del voto delle elezioni al prossimi 3 e 4 ottobre. Ricordiamo che nella Marca trevigiana sono 8 i comuni che andranno al voto il 3 e 4 ottobre con 123.000 abitanti chiamati ai seggi e ricordiamo quali sono gli 8 comuni al voto, i 4 principali: Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Villorba, e poi i centri minori: Volpago, Cordignano, Monfumo e Porto Buffole. Proprio a Conegliano la CGIL stila le priorità da presentare ai candidati sindaco della città del Cima, tra queste abbassare la pressione fiscale e predisporre un piano per la viabilità e la crescita sostenibile compatibile con l'ambiente. Sentiamo. Conegliano, secondo comune del Trevigiano per densità abitativa dopo Treviso e secondo anche per le entrate complessive che arrivano dai propri cittadini, con più di 35 milioni di euro, con un periodo di commissariamento alle spalle in cui, stando ai dati forniti dalla CGIL, non ci sarebbero state flessioni, anzi il fermo agli investimenti e i ristori del governo avrebbero lasciato un tesoretto che la CGIL propone ai candidati sindaco di utilizzare per abbassare le tasse, in una logica di giustizia fiscale. Con un obiettivo ben preciso: ridurre le tasse a chi è meno ambiente e fare anche l'accordo con l'Agenzia delle Entrate e le Guardie di Finanza per rintracciare quelli che possono dichiarare di più e non lo stanno facendo. Ma non solo, tra le proposte che la CGIL porterà ai candidati, quella della centralità di Conegliano, con 3 occasioni da cogliere: l'attività della IPA Terre Alte assieme al GAL, l'istituzione delle colline come sito UNESCO e il distretto del Prosecco. Che si possa sfruttare in maniera intelligente e consapevole la questione delle colline dell'UNESCO senza compromettere ancora territorio, ma utilizzando quanto già c'è nel costruito, provando a mettere in sinergia le varie realtà economiche, sociali e culturali che ci sono. Al centro dell'attenzione anche la pianificazione territoriale con lo sviluppo delle politiche per la casa, il recupero degli stabili in disuso come l'area ex Zanussi o l'ex area Cotonificio, oltre che rivedere la viabilità e allargare il trasporto pubblico ai comuni della cintura coneglianese. Il tema forte anche di come tenere insieme vivibilità del territorio e sviluppo economico, e abbiamo una serie di proposte che vogliono, diciamo così, chiedere il confronto ai candidati sindaci su questi temi. A proposito di candidati sindaci a Conegliano, sono 3 per ora in attesa di altri che ufficializzeranno la loro candidatura: Piero Garbellotto con Fratelli d'Italia e Lega, Fabio Chies con Forza Italia e da oggi anche Francesca Di Gaspero con il centro-sinistra. Una donna competente per i cittadini di Conegliano, la frase che campeggia sulla vela della candidata sindaco per la coalizione Noi per Conegliano. Francesca Di Gaspero raccoglie liste civiche senza simboli, Progettiamo Conegliano, Noi Democratici, che fanno capo a gruppi di centrosinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione ed Europa Verde. Assente invece l'appoggio di Italia Viva. La priorità per la 42enne, dal trascorso di giornalista e comunicatrice nel gruppo del Partito Democratico della Regione Lombardia, punta sulla centralità dei quartieri. Distinguendo gli interventi da fare in base alle specificità del quartiere, poi attivando dei progetti di riqualificazione urbana e inserendoli in una programmazione di politiche di attivazione di servizi per i cittadini. Non servono sceriffi in città, ma l'idea di restituire il senso di sicurezza ai cittadini, bandiera impugnata dai rivali del centrodestra, passa attraverso il ripristino del vigile di quartiere. Il vigile potrebbe conoscere e riconoscere le problematicità ed intervenire anche più velocemente. Poi le politiche per i giovani, con interventi contro la devianza giovanile e i servizi per le famiglie, che da lavoratrice e mamma di 2 bimbi guarda con attenzione. Non esistono servizi di dopo scuola e quindi queste mamme, queste famiglie, questi genitori si trovano a dover sistemare, magari dovendo lavorare, i figli in situazioni provvisorie, e invece il Comune dovrebbe aiutare, programmare degli interventi per le famiglie. Si entra nel vivo della campagna elettorale, insomma, e si definisce la rosa. La Di Gaspero dovrà vedersela con Piero Garbellotto, presidente dell'Imoco Volley, che guida la coalizione Lega, Fratelli d'Italia e Libertà Civica Conegliano, e Fabio Chies, che si ripresenta dopo lo strappo politico, sostenuto da Forza Italia e 2 civiche dell'area di centrodestra.
E adesso parliamo delle Olimpiadi di Tokyo. Non è festa solo a Milano oggi per il risultato di Francesco Lamon, che fa parte del quartetto azzurro che ha conquistato l'oro e anche il record del mondo nell'inseguimento su pista. C'è la festa che da Milano rimbalza a Treviso perché quelle bici sono targate Pinarello. È stata un'emozione, le lacrime sono scese quando abbiamo visto appunto i risultati ed ecco, è il secondo giro che faccio di bicicletta, però dai, contentissima, felice. Grande emozione per mamma Martina, che ha seguito in TV sul maxi schermo l'impresa del figlio Matteo Lamon, oro olimpico con record del mondo, assieme ai compagni del quartetto azzurro del ciclismo su pista. Una grande vittoria che parla veneziano, Matteo è di Milano, ma anche trevigiano, perché i superbolidi realizzati come un abito su misura per gli atleti portano alla storica insegna Pinarello. E così a seguire la gara scaramanticamente dal mare anche Fausto Pinarello, emozionato per il successo degli azzurri a Tokyo. Qualcosa che dedico anche a tutti i miei ragazzi, a tutta la mia squadra, degli ingegneri, meccanici, amministratori, ai magazzinieri, ai nostri collaboratori che sono con me da tanti anni e che seguono con tanta passione la costruzione di questi gioielli. Con gli azzurri si è complimentato anche il presidente del Veneto Zaia. Da oggi chiamiamoli Freccia Azzurra perché sono un treno di potenza, tecnica, coordinazione, amalgama di squadra. Francesco Lamoni, il nostro campione di Milano, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna sono campioni olimpici di inseguimento a squadre con il nuovo record del mondo. Bravissimi, inarrivabili anche per i favoriti danesi e ciliegina sulla torta su avveniristiche biciclette marchiate Pinarello, il brand che ha fatto la storia della Treviso che vince. Le notizie dal Bellunese adesso. E apriamo con buone notizie per gli impiantisti, perché l'antitrust dell'Unione Europea ha approvato il regime italiano da 430 milioni di euro per risarcire i gestori degli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle chiusure decise dal governo tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 per limitare la diffusione del coronavirus. I gestori degli impianti di risalita avranno diritto al risarcimento sotto forma di contributi diretti per parte dei danni subiti. Sarà compito delle autorità italiane verificare che non vi sia sovracompensazione sulla base delle perdite nette subite per la pandemia. Bruxelles ha ritenuto che la misura sia proporzionata e in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Quindi c'è il via libera anche dell'Unione Europea dopo appunto la proposta del governo di 430 milioni. Adesso una polemica che riguarda lo sport, perché il team della pallavolo Belluno neopromosso in Serie A3 è costretto a migrare per la indisponibilità degli impianti cittadini ed è inaccettabile, tuona il presidente Sandro Darold. Nemo profeta in patria, mai espressione fu più azzeccata per esemplificare la paradossale situazione in cui si trova il team della pallavolo Belluno neopromosso in Serie A3 ad oggi senza una casa. La Lega Volley richiede una struttura con un tappeto in Taraflex con misure regolamentari. In altri termini è necessario avere spazi più ampi rispetto al Demas, tuttora indisponibile per lavori di ristrutturazione che si concluderanno a ottobre. La soluzione a portata di mano sarebbe Space Arena, ma lo Space abbiamo dovuto sceglierlo perché dopo la Lega Volley prevede anche i 500 posti a sedere, delle dimensioni in altezza. Sarebbe l'unico impianto libero nel comune di Belluno. Però non riusciamo a trovare la quadra per fare allenare questi giocatori, perché ha già una serie di slot di prenotazione di altre società che ci sta portando ad uscire dal comune di Belluno. Insomma, altrove per casi del genere sarebbero già stati stesi tappeti rossi anche per il ritorno di immagine da non sottovalutare. A Belluno fino ad ora non c'è stato verso di trovare una quadra, mentre il comune di Longarone si è subito fatto avanti. È sicuramente uno schiaffo. Noi ci stiamo muovendo in tutti gli ambiti. Noi siamo arrivati alla 3 con enormi sacrifici. Oggi la pallavolo Belluno, mi dispiace dirlo, è in mano al sottoscritto, che è l'unico socio della pallavolo. Dovrei anche avere le istituzioni che mi vengono al passo, perché una squadra in A3 è un esempio per tutta la provincia di Belluno. Da Palazzo Rosso risponde l'assessore allo sport Marco Bogo. Non c'è un no a priori, ma anzi c'è una
condivisione continua con tutte le società. 3 gli incontri fra l'assessore e la società, ma fino a ieri sera impossibile per la Pallavolo Belluno pianificare gli orari degli allenamenti. Oggi, dopo la dura nota dell'ufficio stampa, potrebbe essersi riaperta la porta della speranza. Siamo in un momento in cui stiamo valutando tutte le richieste che ci sono pervenute, dando ovviamente una serie di priorità, non solo la serie A3, ma magari anche altre società che sono comunque per noi importanti. Il premio San Martino si rinnova e apre le porte ai giovani. Il Consiglio Comunale di Belluno ha infatti approvato il nuovo regolamento che conferisce il prestigioso riconoscimento che quest'anno compie 50 anni. Il mantello del premio San Martino si divide in 3 e tanti saranno i riconoscimenti assegnati il prossimo 11 novembre al Comunale di Belluno nella giornata simbolo per la città, che rende merito a chi si è contraddistinto con opere e azioni concrete in ogni campo, dalle scienze alle lettere, dalle arti alla musica, dal lavoro alla scuola e allo sport, oltre che con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. Il Consiglio Comunale di Belluno nella sua ultima seduta ha approvato all'unanimità la proposta del nuovo regolamento del premio, che spalanca le sue porte anche agli under 18 e alle associazioni del terzo settore. È necessario che la città sia in qualche maniera invogliata a guardare dentro se stessa e a cercare nelle varie fasce di età, di occupazioni, di attività, quelle che sono le eccellenze, quelle che sono le persone da premiare, che sicuramente ci sono anche ben oltre quello che di solito viene proposto. La nuova linfa, il premio San Martino, consente sin d'ora di guardare ancora meglio dentro la comunità per cercare le eccellenze, scoprirle e valorizzarle. La proposta di modifica sottoscritta dai consiglieri Fabio Bristote e Gian Giacomo Nicolini è stata accolta con entusiasmo da tutte le forze del Consiglio Comunale, oggi rappresentate in sala consigliare dei capigruppo. In questi giorni il regolamento e modulo per presentare le candidature saranno disponibili nel sito del Comune. Le segnalazioni dovranno essere inviate in busta chiusa e non più via email e dovranno essere corredate da un minimo di 25 firme ad un massimo di 100. Speriamo che con queste modifiche appunto ci sia ancora di più l'attenzione della città a se stessa, della collettività a se stessa, della comunità che in questo premio si è riconosciuta in questi anni. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana, ma nella giornata di giovedì 5 agosto causerà ancora qualche disturbo sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra una situazione instabile ed in effetti nella mattinata sarà possibile ancora qualche temporale a carattere sparso. Col passare delle ore poi andrà migliorando, piogge in diradamento e maggiori schiarite soleggiate. Temperature un po' più fresche, minime comprese tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui rovesci inizialmente, a seguire andrà un po' meglio con tempo via via più asciutto. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni di maltempo al mattino, nel corso del pomeriggio invece sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, come sempre vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.